corteo di 4 motoscafi in Canal Grande dipinti di giallo come la Coldiretti. La meta è Palazzo Ferrofini per chiedere una banca della terra veneta online. A chiederla sono i giovani dell'associazione, disponibili a coltivare i terreni pubblici incolti dislocati nella regione. Noi chiediamo l'opportunità di poter fare impresa, l'opportunità di poter avere a disposizione oltre 15.000 ettari che sono di appartenenza pubblica, oggi incolti oppure gestiti in altro modo, in modo tale che possano essere assegnati con una graduatoria con i giovani che abbiano un percorso prioritario a queste giovani leve che vogliono rimanere e fare impresa in Italia. Anche un orto a Palazzo Ferrofini per mostrare le eccellenze del Veneto e per chiedere ai politici di poter disporre dei terreni incolti e abbandonati per fare impresa. La manifestazione dei giovani della Coldiretti è iniziata alla stazione di Santa Lucia e avanti fino a Piazzale Roma, dove si sono imbarcati sui motoscafi in direzione del Consiglio regionale. Contro la mancanza di lavoro, tra l'altro domani è anche la festa dei lavoratori, non a caso. Con questa iniziativa sicuramente potremo portare al territorio veneto, nuova linfa vitale perché i giovani hanno voglia di investire in agricoltura. Andrea Barbetta, delegato dei giovani della Coldiretti, ricorda come siano più di 15.000 gli ettari gestiti da 135 enti pubblici e attualmente incolti e abbandonati. Potendoli gestire, sottolinea Barbetta, si darebbe lavoro a molti giovani. In Veneto ci sono all'incirca 15.000 ettari a disposizione tra terreni pubblici, demaniali, di proprietà di comuni, delle province e di altri enti, tra cui anche Veneto Agricoltura che ne dispone circa di una superficie di 3.000 ettari e da questa superficie totale complessiva di 15.000 ettari potrebbero trovare lavoro all'incirca 3.000 giovani.